Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buon. Noi ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio, Figlio del Padre, Padre, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio nostro Padre, che in Cristo buon di custri, donaci di ascoltare oggi la sua voce, perché riuniti un solo gregge gustiamo la gioia di essere tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi di Israele. Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nell'uomo, rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo.
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, deve dire il lupo, abbandona le pecore fuori, le rapì, disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do per me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dalla parola del Signore. Fratelli, sorelle, Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, oggi si propone la parabola che conosciamo, parabola del buon pastore, ed è per questa ragione che la domenica che stiamo celebrando porta il nome di Domenica del Buon Pastore. Gesù, a ben vedere, sembra avere simpatia per questa immagine molto, molto presente nella Bibbia e molto cara anche all'antichità. Noi no, noi l'abbiamo persa. Quando è che vediamo una pecora per strada? Ormai sono proprio. Per questa ragione Gesù si autopresenta: io sono il buon pastore. E la finalità di questa domenica è proprio di celebrare la bontà del Signore risorto e ringraziare il Padre per averci donato un Messia realmente buon pastore,
l'economia di Dio, e quindi per ciò che riguarda la nostra storia umana occupa un posto unico, singolarissimo. Gesù è l'unica guida spirituale che Dio ha affidato all'umanità. È il Salvatore, è il Messia, dal Padre. In Gesù l'uomo trova la salvezza di cui ha bisogno, trova la ragione del suo vivere, trova anche il futuro che cerca. Realmente un mondo senza Gesù sarebbe terribilmente povero senza di Lui. Dio ce l'ha dato come buon pastore, come compagno di viaggio, come Messia Salvatore. Nella prima lettura abbiamo sentito Pietro che dichiara di fronte a tutto Israele: questo Gesù è la pietra che è stata scartata dai costruttori, da voi, rivolta a Israele, e che è diventata l'angolo, quella che lega. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Gesù è il buon pastore, perché, come lui stesso dice, do la vita per le mie pecore. La sua ragion d'essere come Messia è la nostra salvezza. Lui è venuto per occuparsi di noi, per salvarci, immersere nella nostra povertà, appunto, per meritarci quello che avevamo bisogno, per regalarci la vita nuova di Dio con la sua morte e risurrezione. Poi con darci la identità, figli di Dio, rinati a vita nuova con il battesimo nella sua Pasqua. E questa è la grande verità della nostra fede. Siamo figli di Dio. Sembrano parole di poco peso, ma è una cosa grandiosa. Siamo figli di Dio, amati dal Padre ed eredi naturalmente delle sue promesse. Gesù è il buon pastore che si occupa di noi e ci indica il cammino della salvezza. Diverso è il comportamento del mercenario. Il mercenario non è pastore, a lui non è pura le pecore, ma Dio non è mercenario con nessuno di noi. Ciascuno di noi gli è importante. Perché? Perché Dio ci vuol bene. È una verità che ci scappa di mano, ma è una cosa grande. Dio ci vuole bene. Miei fratelli, proviamo a pensare per un momento, in termini personali. Dio si occupa davvero di me. Dio ha cura della mia persona, della mia unicità, dei miei risultati, delle mie sconfitte. Io gli interesso perché Lui mi ama.
certezza, di fede, naturalmente, dobbiamo ricordarla soprattutto in certi momenti, quando abbiamo l'impressione di vivere soli, abbandonati. E quello è il momento che dovremmo aprire gli occhi e cerchiamo qualcuno che ci venga accanto con cuore amico per ricordarci che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo bisogno di volerci bene. Inoltre Gesù è buon pastore perché conosce le sue pecore e conosce tutte le nostre necessità. Non si tratta di una conoscenza parziale, generica, approssimativa, no. Lui ci conosce sin. Manderete, ma chi ci dice tutto questo? Ce lo dice Gesù, ci assicura che il Padre ci vuole bene e questo è il modo di conoscere di Dio, questo conoscere personalmente ciascuno di noi, ed è questo il modo di amare di Dio con lo stesso amore di comunione che c'è tra il Padre e il Figlio. È Giovanni che dice così: Gesù ama tutti noi, siamo nelle mani di Dio Padre e sono mani di uno che ci ama. Siamo figli del caos, come stupidamente pensa qualcuno. Siamo, come diceva il grande Galileo, siamo nelle mani di un carta, ma Giù ci vuole bene. Ci sono però, dice ancora Gesù, altre pecore che hanno bisogno di essere raggiunte, anche quelle dovranno far parte dell'unico vive, ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Perché? Perché Gesù guarda lontano. Gesù guarda lontano perché c'è una salvezza per tutti, voluta dal Padre. E allora, ecco la conclusione, miei fratelli. Oggi, questa domenica del Buon Pastore, la Chiesa ha di fronte due grandi intenzioni. La prima è una intenzione missionaria ed ecumenica, cioè la Chiesa ricorda e intende riflettere la realizzazione del desiderio di Gesù che si faccia della famiglia umana una sola, un solo gregge, con un solo pastore. La seconda intenzione è pregare per le vocazioni di particolare consacrazione. Ricorre oggi la 10ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sacerdotali, religiose e diaconali, e aggiungiamo pure per quanti vivono alla maniera, alle volte anche in maniera non attenta, la loro vocazione di servizio ai fratelli. La Chiesa e il mondo ha bisogno di questa gente, di questi consacrati, e Gesù vuole l'aiuto del Padre. Perché? Perché la messa è molta, il bisogno è grande, gli operai sempre meno. E allora ecco l'invito della Chiesa e anche quello di Gesù. Preghiamo perché il Padrone non ci abbandoni.
facciamo la professione, simbolo battesimale della Chiesa di Roma. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo, della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro, quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, discese agli inferi in terra, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, con la fiducia dei figli apriamo il nostro cuore al Padre e presentiamo la nostra preghiera dicendo: Padre di misericordia, ascoltaci. Per la Chiesa, dona ai pastori l'amore per il gregge loro affidato e a ogni membro del gregge l'amore per i pastori da te scelti. Sia questo scambio d'amore luce per il mondo. Preghiamo. Per quanti il Signore chiama a una speciale vocazione, corrispondano al dono dello Spirito con una vita di servizio amorevole al suo popolo. Preghiamo. Per i responsabili della politica e dell'informazione, si lascino illuminare dal Vangelo e apprendano che solo il servizio del bene comune genera vita e comunione. Preghiamo. Per le vittime dei mercenari e degli sfruttatori, dona ad esse la tua consolazione e libera noi dall'indifferenza e dalla paura, affinché diventiamo i tuoi strumenti per lenire le loro sofferenze. Preghiamo. Per la nostra comunità eucaristica, insegnaci ad essere gli uni per gli altri guida e sostegno nella condivisione e nella custodia reciproca nell'amore. Preghiamo. Padre buono, insegnaci ad essere gli uni per gli altri, guida e sostegno nella condivisione e nella custodia reciproca nell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Numeri pettini, accoglici, Signore, e sia gradito il nostro sacrificio.
sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, sia immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, immolato sulla croce, più non muore, con i segni della passione viva e immortale. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, insieme agli angeli santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, di santità rugiada del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salute. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita
sacramentale. Rendila questa tua Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutti consacrati e tutto il popolo santo. Ricorda anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora preghiamo insieme il Padre. Padre nostro, che sei, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno di pace. Pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
diede sulle verdi alture. Lì lassù dove piala e mi fai ridere tu mio mia mamma, tu sei mio pastore, oh Signore, anche fra me sicuro te perché tu sei sempre prendi sentiero tu sei mio niente mai mi era tu sei mio Signore, e la mi hai preparato e dici per me la libertà e per amore hai dato solo tu. Mio pastore, niente mai mancherà. Solo tu sei mio pastore, Signore, sempre a lungo e sta
prezioso del tuo Figlio e conducilo ai pascoli della vita eterna per Cristo nostro Signore. Non dimentichiamo oggi questa giornata del buon pastore di pregare perché Dio non ci lasci soli. Quest'esima giornata per le vocazioni ha un titolo molto bello datole dal Papa Francesco: chiamati a seminare la speranza e a costruire la pace. Programma troppo bello. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Buona domenica a tutti. Il numero 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo